Latterie venete e principali attori della filiera a confronto sul futuro delle stalle. Innovare, tracciare e contingentare la produzione di latte italiano? Questo è il tema di un incontro promosso dall'Associazione regionale Allevatori del Veneto a Bressanbido in provincia di Vicenza. Ringraziando il Comune che insomma, da 2 anni in questo Festival dell'Agricoltura ci ospita per fare questo, è un incontro per vedere di trovare delle soluzioni innovative che noi proporremo questa mattina insomma, come ARAV, che sono frutto della raccolta di tutti i dati che vengono fatti nelle aziende agricole, che vengono poi raccolti in un'unica centrale operativa e vengono poi ridistribuiti alle aziende agricole e elaborati tutti i dati delle loro aziende. Il secondo passaggio sarà legato a un discorso genetico dove si verrà illustrato un nuovo indice funzionale per ricercare animali che possono essere più funzionali e con caratteristiche migliori sia per quanto riguarda gli animali ma sia anche per il latte che producono, in maniera da poter sempre migliorare il prodotto che poi arriva sui tavoli dei consumatori. Insomma. In questo convegno abbiamo inserito anche un po' una tavola rotonda con i presidenti delle cooperative per vedere di capire quale potrebbe essere la strada migliore per poter espandere, rivalutare e vendere maggiormente insomma, le nostre eccellenze che produciamo in Veneto. Secondo l'ARAB, l'innovativo indice economico funzionale può rappresentare un'opportunità. È un indice che permetterà agli allevatori di fare scelte genetiche non più basate sulla P che può avere un toro rispetto a un altro, ma su precisi calcoli economici. Quando noi siamo riusciti, chiaramente con tutta l'approssimazione che a volte c'è nello sviluppare gli indici, a calcolare quanto profitti in più ci darà la figlia di un certo toro rispetto alla media della popolazione. Quindi l'allevatore avrà direttamente nell'indice di un toro l'indicazione di quanto potrà migliorare o meno il suo reddito aziendale. L'efficienza in stalla è una priorità per affrontare le difficoltà che il settore sta attraversando. Benessere animale vuol dire soprattutto condizioni adeguate di vita degli animali che garantisce migliori anche prestazioni produttive, il che può dare ristoro anche dal punto di vista dei risultati produttivi ed economici alle imprese agricole. La nostra attività è soprattutto finalizzata a raccogliere informazioni, quindi creare un monitoraggio e una misurazione delle informazioni economiche e tecniche delle imprese per poter dare poi delle indicazioni chiare, nuove anche, per poter progredire nella competitività del mercato. Quindi proprio questo è l'obiettivo? Esatto, sì, l'obiettivo è quello di poter supportare le imprese, soprattutto in un contesto di crescente concorrenza all'interno del mercato, per migliorare le proprie prestazioni, dando anche dei servizi, oltre che di benessere animale, anche di sostenibilità ambientale, che rende di fatto l'allevamento della bovina da latte anche più accettato dal punto di vista sociale.